La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Telespettatori di TVM Palermo, è un piacere ritrovarvi ancora una volta per parlare di calcio dilettantistico. Vi ricordo che ieri abbiamo parlato di Serie D ma anche di eccellenza, mentre invece nella puntata di oggi, quella del giovedì, lo spazio è dedicato interamente al campionato di promozione ma anche al campionato di prima categoria. Pertanto iniziamo subito ed iniziamo con il girone A del campionato di promozione. Quinta giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati. Alcamo 1928 batte Mazara 1946 4-0, Aragona Calcio batte Casteltermini 2-1, Città di Marineo Calcio batte Salemi 2-0, Fulgatore batte Aspra 3-1, Atletico Partinico batte Gemini Calcio 1-0, vince anche fuori casa il Camporeale Calcio 1-0 contro la Margheritese 2018, Sport Palermo batte Terasini Mundi 2-1, Valderice Calcio batte Città di Casteldaccia 3-0. Sono 6 punti di vantaggio dell'Aragona Calcio nei confronti delle sue dirette inseguitrici, ma guardiamo la classifica. Aragona Calcio 51 punti, con 45 Gemini Calcio ed Alcamo 1928, 43 punti Città di Marineo Calcio con 38 Atletico Partinico, 35 punti Margheritese 2018 con 34 Valderice, con 30 punti Salemi, 26 punti Sport Palermo con 25 Fulgatore, con 20 Mazara 1946, 19 punti per Casteltermini e Camporeale Calcio, 17 Città di Casteldaccia con 7 Aspra, ultimo in classifica il Terasini Mundi con 5 punti. Derby a senso unico allo stadio Lelio Catella, dove l'Alcamo 1928 supera con un netto 4-0 il Mazara nella gara valida per la 20ª giornata del campionato di promozione. Una vittoria larga e meritata per i bianconeri, che hanno imposto ritmo e fisicità per tutti i 90 minuti, lasciando poco spazio alla reazione degli ospiti. La partita si è giocata su un terreno reso pesante dalla pioggia, fattore che incide sulla manovra ma non sulla determinazione dell'Alcamo, da subito aggressivo. Il risultato si sblocca al 27esimo. Filì è lesto ad approfittare di un batti e ribatti in aria, superando il portiere con una conclusione potente. Timide proteste per il Mazara per un presunto fuorigioco, ma il direttore di gara convalida. Nella ripresa l'Alcamo dilaga. Al 13esimo arriva il raddoppio su calcio di rigore, trasformato con freddezza da Riccobono dopo un fallo in aria su Filì. Il Mazara prova a riorganizzarsi, ma fatica a rendersi pericoloso, mentre dall'altra parte il doppio vantaggio dà sicurezza all'Alcamo, che gestisce il possesso e colpisce ancora. Al 75esimo azione insistita del numero 11 bianconero Rosone, che parte dalla tre quarti palla al piede e, arrivato in aria, scarta anche il portiere e chiude definitivamente i conti con un bellissimo gol. 3 minuti più tardi Tantillo completa il poker con un tiro che manda i titoli di coda sul match. Per l'Alcamo una vittoria che dà morale e continuità, frutto di una prova solida sotto il profilo tecnico e mentale. Per il Mazara invece il momento resta delicato, la sconfitta nel derby allunga la serie negativa e impone una riflessione in vista dei prossimi impegni di campionato. Sono molto contento di indossare questi colori, quindi il mio obiettivo è farmi trovare pronto quando mi chiama il mister. Sono molto contento soprattutto per il risultato della squadra, che è quel che conta. Non era la partita che noi dovevamo vincere, però è pur vero che il risultato è troppo largo, diciamo. La domenica prossima speriamo di fare tutt'altro campionato che magari ci metta al riparo prima possibile. Il campo non è nelle condizioni migliori,
Era appunto importante sbloccarla, fortunatamente ho avuto il piacere, l'onore di sbloccarla io. È un grande risultato, anche vedendo i risultati delle altre squadre, però i conti si fanno alla fine, ancora mancano 10 partite, ci sono tanti punti in palio a disposizione, quindi è un po' troppo presto per fare calcoli. Noi sicuramente dobbiamo pensare partita dopo partita, a fare i migliori risultati possibili e poi tireremo le somme. Non era facile perché il campo oggi era ai limiti dell'impraticabilità, quindi sì, un ruolo difficile, però ti è arrivato nella chiusura della partita, quindi sono contento. Quanto può incidere questa vittoria di oggi per il proseguo del campionato? Noi dovevamo fare un cammino per provare a stare e continuare a stare nei piani alti della classifica. Ci eravamo prefissati questi 9 punti nelle 3 partite che abbiamo fatto e ci siamo riusciti. E ora non ci dobbiamo fermare, dobbiamo continuare questa striscia positiva per puntare in alto, giustamente. La partita, diciamo che il primo tempo ho rivisto l'Aragona di Mazzara, dove per qualità di giocate, intensità, scorrimento del pallone, pensiero veloce nella scelta della giocata, abbiamo fatto secondo me uno dei migliori primi tempi della stagione, però siamo stati ingenui e spreconi, come ci capita spesso, e poi nell'unica occasione che abbiamo concesso a Casteltermini ci ha punito. Però la squadra non si è disunita, ho provato a mettere più gente offensiva, togliendo Piraneo e mettendo Pirrotto, e la scelta si è rivelata azzeccata. Penso che se mi lasci dire che Avignone è stato il migliore in campo, penso che posso trovare la condivisione da parte di tutti. Non guardo la classifica, però il nostro obiettivo è sempre crescere partita dopo partita. Già domani sono proiettato come poterli migliorare in settimana affinché migliorando l'individuale andiamo a migliorare quello che è il collettivo. Questa è una squadra che dal punto di vista collettivo sta regalando tante soddisfazioni perché è un gioco corale, un gioco propositivo. Poi la classifica la dobbiamo guardare un po' più avanti, ancora mancano 10 finali, 10 partite, sappiamo che dipende da noi perché se le vinciamo tutte è chiaro, non è eufemismo ma andiamo in eccellenza, però noi dobbiamo rimanere concentrati sul pezzo, piedi a terra, umili, dico sempre ragazzi, pancia vuota, umiltà, atteggiamento e senso di appartenenza. Oggi abbiamo creato una connessione, un connubio col pubblico pazzesco, perché quando abbiamo subito il gol del pareggio non hanno criticato ma ci hanno incitato affinché la squadra potesse andare a riprendere la partita e li voglio ringraziare ed elogiare. Penso che l'Aragona oggi, così come nelle altre gare, ha dimostrato e continua a dimostrare che quando mette palla a terra veramente esprime un gioco davvero piacevole da vedere, diverte il pubblico, diverte tutti noi. Per quanto riguarda i risultati che arrivano dagli altri campi, sì, oggi siamo a +6, ma questo non ci deve assolutamente galvanizzare, dobbiamo rimanere umili con i piedi per terra e lavorare con l'umiltà che ci ha contraddistinto fino ad oggi. È stata una partita di quelle che si pareggiano poi alla fine, siamo stati bravi e meno bravi nello sprecare tutte le occasioni che abbiamo creato, ma bravi poi alla fine a portarla a casa, perché queste partite il 90% delle volte si pareggiano in casa, poi subisci il gol nell'unico tiro, l'unica azione offensiva dell'avversario, poi ti innervosisci e non ti riescono le giocate. Queste partite il 90% delle volte le pareggi. Siamo stati bravissimi a rimetterla in equilibrio, a rimetterla dalla nostra parte e portarcela a casa. Sono 3 punti fondamentali oggi. Aragona +6, ma noi ci guardiamo il nostro orticello, ce lo curiamo per bene, sappiamo che dipende da noi. Pensiamo solo alla prossima partita, la prossima partita è quella per noi la più importante, non c'è altro, c'è solo di pensare alla prossima partita, la ricetta è quella, non c'è 10 finali, 9 finali, 8 finali, c'è la prossima partita da portare a casa il massimo risultato possibile,
può essere la vittoria, può essere il pareggio, ma noi dobbiamo sempre dare il massimo alla prossima partita. Per noi è importante questo, pensare alla prossima partita e basta. E dopo il girone A, adesso è la volta di presentare il turno domenicale del girone B. Girone B, dove ancora una volta il Lascari Cefalù continua a confermarsi leader indiscussa, ma guardiamo i risultati di domenica. Città di Villafranca batte Sant'Angiolese 2-0, Gangi comprensorio del Tindari 2-2, Orlandina Calcio batte Monforte San Giorgio 3-0, Nuova Rinascita batte Città di Galati 2-1, Aluntina batte Promende Calcio 3-0, Città di Mistretta batte Futura 4-0, Nicosia batte Profalcone 3-2 ed infine, come abbiamo già accennato, il Lascari Cefalù che continua a vincere, questa volta in casa del Torregrotta 1973. 2-0 il risultato finale. E guardiamo adesso questa classifica del girone B, dove abbiamo il Lascari Cefalù con 49 punti al primo posto, con 42 Orlandina Calcio e Città di Villafranca, 41 per il Nicosia, con 32 punti Promende Calcio, 30 punti per il Futura, con 28 Profalcone, 27 punti Comprensorio del Tindari, con 26 Nuova Rinascita, 25 punti Torregrotta 1973 ed Aluntina, con 24 Gangi, con 17 Città di Mistretta, 13 punti Sant'Angiolese, con 11 Città di Galati e Monforte San Giorgio. Tour de force anche oggi al Pietro Cangemi di Torregrotta, adesso è 20ª giornata del campionato di promozione siciliana. Nel girone B la formazione di mister Giannicola Giunta ospita il Lascari Cefalù, capolista indiscussa del raggruppamento, in fuga a quota 46 punti, 7 le lunghezze di vantaggio sul Città di Villafranca. Gli ospiti arrivano all'appuntamento forti del successo per 4-1 sulla Nuova Rinascita, mentre il Torregrotta si presenta dopo il prezioso blitz esterno sul campo delle Mistretta, risultato che ha proiettato i rossoblù al nono posto in classifica con 25 punti. Le formazioni padroni di casa con la rosa Crisa Fuglia, Rigol, Leo Ferlazzo, buonasera Sciliberto Giordano, Spadaro, Cannistrava, Za, risponde così il Lascari Cefalù, Mammano, Camiolo, Tarantino, Spampinato, Corsino, Fazio, Portera, Orara, Mocciaro, Cotugno e Pastorella. La prima chance è proprio di Fazio che ci prova dopo 10 minuti di gioco, non calcia però benissimo, il pallone finisce fuori. Minuto 15, ancora Lascari Cefalù, ancora con Fazio liberato con il suo destro più radente, stesso esito di quello precedente, finisce sul fondo. Al 22esimo Lascari Cefalù all'arrembaggio, il pallone arriva a Portera che trova la conclusione, che stavolta sì, fredda l'estremo difensore della rosa e porta avanti la capolista al Pietro Cangemi. Minuto 28, il Torregrotta non rimane a guardare con Spadaro che fa tutto da solo, l'inserimento, la conclusione deve sporcarsi con Antoni Mammano. Minuto 32, break di Bonasera a centrocampo, molto bene in recupero palla l'ex Messana, poi Sciliberto avanza e serve Cannistra, va a calciare da buona posizione Cannistra, clamorosamente però la mette al lato. Minuto 35, il Lascari Cefalù si conferma estremamente cinico in avanti, calcio di punizione di Fazio, il pallone finisce alla rosa che però non la blocca, è un grave errore perché arriva Orara e trova il gol dello 0-2 sotto porta, la firma del centrocampista che porta sul 2-0 il risultato. Proprio allo scadere il Lascari Cefalù prende le distanze rispetto al Torregrotta che comunque qualche chance interessante era riuscita anche a produrla. Cambi nell'intervallo, entrano Morabido e De Marco, escono Rasè e Cannistra al 50esimo, batte e ribatti ma nessuno riesce a colpire bene per andare a segno, spreca questa occasione il Torregrotta. Al 60esimo tocca a Viscuso, esce Ferlazzo, al 63esimo entra Isgro, fuori Sciliberto. Minuto 66, Lascari Cefalù alla ricerca delle trisse con la sfera per Codugno che cerca il destro, mira il palo del portiere e lo prende in pieno. Minuto 70, sempre solo Lascari Cefalù, i palermitani partono in contropiede con il pallone per Bocciuei che serve ancora Orara, avrebbe la chance per la doppietta, per il gol dello 0-3, tutto solo davanti al portiere, non trova il controllo giusto, recupera la rosa. 72esimo, il Torregrotta prova a restare in partita affidandosi al talento di Sgro che apre dall'altra parte per Bonasera, il controllo, il mancino di Bonasera, man mano dice no. Minuto 75, calcio di punizione, la sfera rimane incastrata in area di rigore tra i piedi di Grisafulli che cerca l'acrobazia, termina oltre la traversa. Minuto 79, Lascari Cefalù con Salvoleo che fa fallo in area su Pastorella e allora calcio di rigore per la capolista che può chiudere ogni discorso. A 10 dalla fine è Mocciaro che si presenta sul punto di battuta dagli 11 metri, va a calciare, lo fa
potentemente, la manda però oltre la traversa. Minuto 81 entra a battaglia ed esce Spadaro. Minuto 85 il Torre Grotta con Isgro che crossa, il pallone finisce ancora Bonasera che si libera bene del diretto avversario, poi cade in area di rigore. Si continua stavolta per il direttore di gara, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Si lamenta Giordano, sarebbe stata 5 dalla fine l'occasione per il Torre Grotta magari di riaprire la partita. Poi arriva al 90esimo l'ultima emozione, o meglio l'ultima decisione arbitrale, perché finisce in 10 il Torre Grotta, fallo di Giordano e compagine locale in 10 uomini. Termina così la gara al Pietro Cangemi, vince ancora la capolista Lascari Cefalù nel campionato di promozione, battuto 2-0 il Torre Grotta. Con cordiale saluto e come sempre alla prossima. È la volta adesso del girone C del campionato di promozione. Ennesima vittoria fuori casa per il Calcio Santa Venerina, che allunga sempre di più in classifica. Guardiamo i risultati di domenica. Bronte Calcio 2024, Città di Mascali rinviata. Pareggio tra Atletico Messina e Città di Misterbianco. Città di Aci Sant'Antonio batte Atletico Catania 2-0. Vince fuori casa anche il Valdinisi Calcio 2-1 contro il Belpasso 2014. Calcio Santa Venerina batte Santa Domenica Vittoria 6-0. Ionica FC che vince in casa contro l'Aci Bonaccorsi Calcio 1-0. Vince fuori casa invece il Riviera Nord 1-0 contro il Sant'Alessio. Prima in classifica, ormai praticamente con un piede in eccellenza, il Calcio Santa Venerina. Al primo posto con 49 punti, con 36 Città di Aci Sant'Antonio, 33 punti Ionica FC e Belpasso 2014, con 29 Valdinisi e Riviera Nord, 25 punti Città di Mascali, 24 Bronte Calcio 2024 con 23 Sant'Alessio. 21 punti Aci Bonaccorsi Calcio con 18 il Città di Misterbianco, 14 punti Atletico Messina, con 12 Atletico Catania, 0 punti per il Santa Domenica Vittoria. Ricordiamo che Ionica FC, Valdinisi, Città di Mascali, Bronte Calcio 2024, Sant'Alessio e Città di Misterbianco debbono recuperare una partita. Termina senza vincitori né vinti lo scontro salvezza del Sorbello Stadium tra Atletico Messina e Città di Misterbianco, uno 0-0 che classifica alla mano, premia soprattutto la formazione ospite che mantiene 4 punti di vantaggio proprio sull'Atletico ancora invischiato nelle zone calde della graduatoria. Parte meglio il Città di Misterbianco che nei primi minuti si rende pericoloso in 3 occasioni. Le sortite offensive degli ospiti però non impegnano severamente Previti, attento ma mai costretto a interventi decisivi. L'Atletico risponde su calcio piazzato, Murocci prova ma Ravasco blocca senza problemi. I padroni di casa crescono e si fanno vedere ancora con Antiano che conclude verso lo specchio trovando però la parata del portiere ospite. La squadra di Midiri continua a spingere, Parisi mette in mezzo un cross insidioso ma nessun compagno riesce a trovare la deviazione vincente. Nella ripresa torna a spingere il Città di Misterbianco, il più propositivo è Trombetta che in 3 occasioni riesce a calciare verso la porta. Previti è però sempre attento e disinnesca tutte le conclusioni del classe 2008. L'Atletico non resta a guardare sul ribaltamento di fronte, ha la grande chance per sbloccare il match. Garuffi va vicino al gol ma trova la risposta decisiva di Ravasco. Spinge ancora la formazione dello Stretto anche sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il vantaggio sembra cosa fatta ma la difesa riesce a sventare la minaccia. Pochi istanti dopo però arriva l'occasione più grande del match, colpo di testa, botta sicura di Muro ma il portiere Ravasco si supera con un intervento straordinario. Nel finale è il Città di Misterbianco a tentare l'assalto decisivo, Tiano è provvidenziale in chiusura su Trombetta mentre la punizione di Giacone sfiora il palo e si perde sul fondo per questioni di centimetri. Problemi fisici per Muro, costretto a lasciare il campo negli ultimi minuti. Dopo il recupero non succede più nulla, l'Atletico Messina sale a quota 14 punti, rimane terzultimo a -4 dalla zona salvezza. Il Città di Misterbianco si porta a 18 punti e salvezza momentaneamente confermata.
Si decide in pieno recupero Belpasso Valdinisi ed è un finale amaro al Nuccio Marino. Vincono gli ospiti 2-1 e infliggono ai biancazzurri etnei la seconda sconfitta consecutiva alla vigilia di 2 settimane di pausa campionato. Ricordiamo, in mezzo mercoledì 11 febbraio, sempre il famoso ritorno di Coppa, ottavi col Santa Venerina, rinviato già 2 volte. Servirà ben altro in quell'occasione, come altro sarebbe servito ieri, soprattutto nella ripresa. Gioca Cucinotta dall'inizio sull'esterna destra di centrocampo, appena dietro spazio di Perna, ma c'è anche il lieto ritorno di Capitan Milizia nel pacchetto arretrato. Altro risalto tra i titolari, in attacco Barberi che al settimo si procura, a contatto con Robles, il tiro dagli 11 metri, griffato in serra che raggiunge la doppia cifra in classifica marcatori. 10 reti per il centravanti e cambia l'andamento del risultato di netto. Non basterà perché di fronte al Belpasso gioca un avversario che punta dritto ai playoff col quinto posto, dopo settimane di anonimato puro. La traversa di Chacon a metà tempo è un gran campanello d'allarme. Ai padroni di casa il compito di rafforzare la voglia di riscatto, di 3 punti come da tradizione in casa e di secondo posto. Luca per Barberi, Arena e in vena di miracoli. Non è finita, lavoro per Cucinotta al limite che prosegue l'azione più Tomarchio. In serra fallisce clamorosamente il 2-0, un errore decisivo a questo punto. Non il solo. Milizia per Di Perna, lancio per la prolunga di Luca, progressione del centravanti, tiro da dimenticare. L'apice delle polveri bagnate nell'ultimo scorcio di primo tempo, sempre i protagonisti di qui sopra, stavolta Tapin amarissimo che finisce sull'inferriata. Insomma il bis ci starebbe tutto per il Belpasso che nel finale di tempo lascia scorrere prima Cariddi e poi Chacon. Il Valdinisi sembra non graffiare più di tanto e il match appare a questo punto controllabile, ma nella ripresa i biancazzurri spengono la luce, gli ospiti crescono e al 17esimo Chacon, libero e bello di colpire in aria, pareggia sugli sviluppi di un fallo laterale. Al Nizza di Sicilia ringraziano ed è 1-1. La rosa vola su Ginago al 20esimo, la partita sta sfuggendo di mano al Belpasso che deve ancora ricorrere al proprio numero 1 per fermare l'autore del pari e Sturniolo al 25esimo, mentre dall'altro lato un timido accenno offensivo porta la firma da lontano di Cucinotta e Luca su punizione, troppo poco per aspirare a battere il Valdinisi, manca dalla panchina, ricorre alle riserve a raffica. Giuffrida per Calì e Costantino per Barberi, poi dopo la mezz'ora Mascali, Giuseppe Marino per Sant'Onofrio di Perna, infine Pellegrino per Milizia, tutto nel giro di 10 minuti. L'1-1 sembra scritto, una contestazione poco prima del 90esimo, quando un tiro di Inserra deviato da un difensore viene raccolto al di là delle linee di fondo da Arena. Il Belpasso vede negarsi un netto calcio d'angolo. Al 91esimo la resa, un blackout radicale nella zona nevralgica di metà campo e di difesa. Sturniolo la fiuta e se ne va in porta, trascinando il Valdinisi alla vittoria. Finisce qui, da oggi in casa Belpasso sarà tempo di riflessione e piani di risalita, sia in ottica pausa campionato sia per la Coppa all'orizzonte. Il tutto al fine di non vanificare quanto di buono fatto sinora e in previsione di un rush finale di stagione particolarmente rovente. Il più classico di testa coda va in scena allo stadio Vincenzo Grasso. 46 punti separano il Santa Venerina capolista e il Santa Domenica Vittoria Fanalino di coda a 0 punti, ma che nel match d'andata ha dato battaglia nonostante la sconfitta per 2-0. Padroni di casa subito a cacciare il vantaggio, Pisa sarà all'interno dell'area, slalomeggia, riapre a destra per Lopez, il cross è deviato da Rivero con un fallo di mano, punizione Santa Venerina, la batte Sinatra dentro l'area per Lopez che calcia, di poco fuori. Pisa sale, riceve nel cerchio di centrocampo, si mette in proprio, prova ad accelerare. Deviazione, la palla finisce a Sinatra. Sinatra calcia, giro dal limite. Alto non di molto. Romano ricomincia da Padovani. Padovani vede il pressing e va all'indietro da Manitta. Manitta sbaglia il controllo e ne approfitta Carbonaro che gli porta via la sfera. E segna a porta vuota. 12 minuti sul cronometro. Nino Carbonaro sblocca il punteggio. 15 in campionato per lui. Guallegue con le mani fa ripartire subito Sinatra in contropiede. Lo stop, il lancio subito verso Carbonaro. Testa di Padovani, alimenta l'azione Mongelli, col petto e poi col sinistro, apre bene per Sinatra, Sinatra di prima per Carbonaro, Carbonaro col destro, spreca una ghiotta chance. 23esimo, Carbonaro riceve sulla destra, vede il movimento di Sinatra, lo serve sulla tre quarti. Sinatra di nuovo per Carbonaro, grande palla, Carbonaro all'indietro per Sinatra, Sinatra alla conclusione, il piede di Manitta salva tutto. Basile intercetta, scambia con Pisasale, poi verticalizza per Sinatra sulla sinistra. Sinatra si muove Carbonaro, servito con un filtrante, Carbonaro in aria, Carbonaro il sinistro, fuori di un soffio. Sempre padroni di casa in attacco, Biondi fa correre sulla fascia Pisasale. Pisasale vede Sinatra, lo serve.
Sinatra, una finta, apre per Mongelli all'interno dell'area, Mongelli il controllo, la conclusione, non trova la porta. Cambio forzato per mister Calvaruso, si ferma Basile, al suo posto rientra Magri. Finale del primo tempo, Magri tocca il suo primo pallone e lancia in verticale Carbonaro, che accelera, si defila, poi il cross, tocca Camarà con un braccio e calcio di rigore per il Santa Venerina. Dal dischetto va Sinatra che spiazza Manitta e firma il raddoppio proprio in chiusura di primo tempo. Salvo Sinatra, 14 in campionato per lui, 2-0. Non cambia il copione della partita nella ripresa, Gulli riceve da Sinatra, poi prolunga per Bonaccorso, di prima per Biondi, chiudono un grande 1-2, avanza Bonaccorso che ha spazio per spingere, punta l'aria, rientra, poi la palla finisce a Carbonaro, fa passare per Mongelli, tiro centrale, Gonzalez all'indietro da Camarà, capisce tutto Sinatra che va a lungolinea per Mongelli, lo anticipa Padovani che sbaglia l'intervento e apre le porte dell'area a Mongelli. Mongelli accanto a sé c'è Carbonaro, lo serve Carbonaro, una finta, ancora Carbonaro, prova la conclusione, respinge Padovani ed è ancora fallo di mano, calcio di rigore per il Santa Venerina. Dagli 11 metri stavolta va a Pisasale, che spiazza anche lui Manitta e firma il 3-0. Secondo sigillo in campionato per il centrocampista classe 2005. Doppio cambio per mister Calvaruso, fuori Lopez e Pisasale, dentro Trovato e Grasso. Prova a rompere il monologo dei padroni di casa e Santa Domenica, Giuffrida per Sorrenti, alza la testa, va in verticale per Chiceno il controllo, riesce a girarsi, Chiceno il destro, colpisce il palo. Un'altra sostituzione per il rosso giallo-blu, fuori Biondi, dentro Crisiglione prova subito ad incidere nel match, scarico su Sinatra, avanza Sinatra fino al limite, resiste un contrasto e riapre per Crisiglione, riesce a tenere in gioco la sfera, cerca ancora Sinatra, lo stop del numero 10, si gira Sinatra, cerca un varco, trova l'imbucata per Carbonaro col sinistro, non perdona, Nino Carbonaro, seconda gol di giornata. Partito ormai in ghiaccio, Chiceno prova ad uscire palla al piede, pressato da Sinatra, cerca Sorrenti, gli porta via la sfera Magri, Sinatra salta un avversario, poi bella palla per Carbonaro, il diagonale chirurgico all'angolino, prima tripletta stagionale per Nino Carbonaro, 17 in campionato. Scocca il 90esimo, Magri batte rapidamente un piazzato verso Sinatra avanza, una finta, poi calcia dal limite, respinge Manitta, arriva sulla respinta Angelo Trovato che sigla il gol del 6-0, primo gol stagionale per il classe 2006. Pronostico rispettato senza problemi, il Santa Venerina liquida con un tennistico 6-0 il Santa Domenica vittoria e mantiene 13 lunghezze di vantaggio sul secondo posto occupato dalla C Sant'Antonio. Tante risposte positive per mister Calvaruso, dal turnover effettuato alle buone prestazioni fornite da tutti, soprattutto dagli under, anche da chi è subentrato. Il campionato ora si ferma per una sosta di 2 settimane, ma i rossi gialloblu non potranno abbassare la concentrazione perché c'è in programma un'importante sfida mercoledì 11 febbraio. I Santa Venerinesi faranno visita a Belpasso, con in paro alla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata. Perché per la prestazione che hanno fornito oggi i ragazzi abbiamo tenuto la partita aperta fino all'ultimo secondo, tanto è vero che anche loro perdevano quando ne aveva la possibilità del tempo. Sì, devo dire che avevo cercato di far capire in questa settimana dei concetti in base ai ragazzi e credo che li abbiano applicati. Peccato, sì, sarebbe stato un punto qui con la Ionica, sarebbe stato veramente guadagnato, veramente d'oro, però abbiamo concesso qualcosa dal punto di vista della fisicità, ci siamo difesi bene, credo che in qualche occasione se fossimo stati più precisi, parlo in fase offensiva, avremmo potuto anche noi fare qualche gol, però la cosa che intanto mi interessava più di tutto era la prestazione dei ragazzi oggi fosse accettabile, e devo dire che invece è stata ottima, quindi li ringrazio per la disponibilità che mi hanno dato in questa settimana.
della stagione sarà, come ho detto già all'inizio, sarà difficilissimo perché noi ci dobbiamo salvare. Per salvarsi in maniera tranquilla dobbiamo fare i punti necessari. Il calendario in questo momento non ci agevola il compito, anche perché alla ripresa andremo ad affrontare in casa il Belpasso, che è una gran bella squadra che naturalmente andrà a fare i playoff. Si tratta, anche loro hanno l'interesse di arrivare secondi, che è il miglior piazzamento nella griglia, quindi andremo a lavorare ad aggiungere qualcos'altro a questa squadra affinché si possa fare meglio e si possa magari giocare in un determinato modo. Il Riviera Nord non si ferma, dopo il Belpasso cade anche la Polisportiva Sant'Alessio, una vittoria di misura, cinica, da squadra matura, che permette ai biancorossi di restare agganciati con forza al treno playoff. Eppure l'avvio è tutto dei padroni di casa, il Sant'Alessio parte forte e va subito a un passo dal vantaggio con Risso, che tenta il pallonetto ma manda il pallone a spegnersi di un soffio sopra la traversa. Il Riviera incassa e reagisce, D'Amico va giù 2 volte in aria, prima sul contatto con Moreno, poi sull'intervento di De Casale, ma l'arbitro dice sempre di no e lascia correre tra le proteste degli ospiti. La gara resta vibrante con i nero-arancio che provano a colpire su calcio d'angolo. Gualberti risponde presente. Nel finale di primo tempo il Riviera torna a farsi vedere con decisione. Buda e D'Amico cercano la porta, ma il bersaglio resta ancora lontano. Nella ripresa però cambia tutto, il Riviera accelera e colpisce. Roll prende la mira e lascia partire un destro forte e preciso che si infila nell'angolino alla sinistra di La Fauci. È il gol che spezza l'equilibrio e vale l'1-0, la terza rete in campionato per il classe 2004. I biancorossi sentono l'odore del colpo grosso e spingono ancora. Buda ci prova col sinistro, deviazione e corner. Roll tenta la punizione, La Fauci blocca senza affanni. Arena calcia da fermo ma la palla sorvola la traversa. Il Riviera insiste, Ben dalla sinistra mette un cross velenoso per D'Amico che non trova l'impatto. Nel finale il Sant'Alessio si gioca il tutto per tutto, alza il baricentro e prova l'assalto, ma la difesa biancorossa regge e respinge ogni tentativo. Il pareggio non arriva. Il Riviera Nord esce dal campo con 3 punti pesantissimi, sale a quota 29 e rimane aggrappato alla zona playoff. Il Sant'Alessio resta a 23 punti, nono posto, con una partita ancora da recuperare. E chiudiamo il tabellino del campionato di promozione subito con il girone D. Guardiamo subito i risultati delle partite di domenica. Pro Ragusa, Giminica Scordia 0-0. Sera di Falco batte Atletico Megara 2-0. Vince fuori casa il Santa Croce Soccer 2-1 contro il Città di Canicattini. Pareggio tra Notocalcio e Scicli. Priolo FC batte Calat 3-1. Sommatinese Calcio batte Frigentini 2-1. Rinviata a giorno 8, Gela Acragas SLP.
E come avevo già detto, il Priolo continua ad essere il leader incontrastato di questo girone D del campionato di promozione, ennesima vittoria ed ennesimo a lungo in classifica, anche se l'Acragas non ha giocato. Ma guardiamo la classifica. Priolo FC 52 con 42, Acragas SLP, 33 Santa Croce Soccer con 30 Giminica Scordia, 29 punti Pro Ragusa con 28 Noto Calcio, 25 punti Città di Canicattini con 24 Serra di Falco, 22 punti Sommatinese, Atletico Megara e Calat, con 12 lo Scicli, 8 punti per il Frigentini, 2 punti per il Gela. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo avuto un grande atteggiamento, veramente era una partita che meritavamo sicuramente di vincere, quindi abbiamo subito pochissimo, neanche un tiro in porta, noi abbiamo avuto almeno 3-4 occasioni per andare in vantaggio, ma quello che a me interessava era l'atteggiamento dei ragazzi, hanno avuto un atteggiamento importante di una squadra che si vedeva che aveva una grande voglia di vincere. Questo è lo spirito giusto che serve da qui alla fine per cercare di ottenere dei risultati importanti. Poi sappiamo che è un campionato difficile, che a volte puoi vincere, a volte puoi perdere, ma l'importante è non sbagliare mai quella che è la prestazione, perché se non sbagli la prestazione se non fai la prestazione i risultati non arrivano. Quindi non ho mai visto una squadra fare una grande prestazione e non arrivare ai risultati. Quindi ti può andare male una volta, ti può andare male due, ma quello che chiedo a questi ragazzi è di metterci il cuore e oggi l'hanno fatto, ma come sempre. Hanno fatto il possibile per cercare di vincere questa partita, quindi non l'abbiamo vinta per episodi, ma per me è come se l'avessimo vinta, perché i ragazzi veramente ci hanno messo il cuore. Non era sicuramente una partita facile. Abbiamo avuto le nostre occasioni anche importanti, soprattutto con Luigi nel primo tempo e poi nel secondo tempo insomma altre 2 o 3 occasioni nitide le abbiamo avute. Una volta è stato bravo il suo portiere. Se non fai gol e la partita non la sblocchi diventa molto complicata e poi subentra un po' il nervosismo, la frenesia e questo ci ha giocato un brutto scherzo perché non è stata un'ottima prestazione da parte nostra, però contava il risultato, quindi poi quando magari vuoi necessariamente vincere e sei portato a fare degli errori. Peccato perché potevamo mettere altri 2 punti che secondo me ci mancano in questo senso, comunque penso che al di là di tutto ovviamente meritavamo di vincere per le occasioni avute, però non abbiamo perso e questo comunque è sempre importante, continuiamo i risultati utili, sempre abbiamo mosso la classifica e niente, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Vogliamo provare insomma in tutti i modi, con tutto il cuore, a cercare di arrivare il più alto possibile, anche perché questa maglia va assolutamente onorata perché è una maglia importantissima e ringrazio i tifosi che nonostante il pareggio ci hanno sostenuto, ci hanno tirato su di morale e questa è una bellissima cosa per i ragazzi perché ovviamente nessuno di noi oggi è contento, però i tifosi ancora una volta si dimostrano che fanno la differenza perché hanno applaudito, ci hanno incoraggiato e quindi io voglio che i ragazzi ancora di più capiscono quanto è importante e quanto è bella questa maglia. E dopo le immagini riguardanti anche il girone D del campionato di promozione, voltiamo pagina, parliamo di prima categoria, subito con il rullo riguardante le immagini, ma soprattutto le classifiche e i risultati delle partite di domenica.
Quest'oggi andrà in scena la 16ª giornata del campionato di prima categoria Girone C. Si affrontano Nuova Peloro e Real Gescal. Padroni di casa che scendono in campo con Taranto tra i pali, Peditto, Romeo, Bellamacina, Morabito, Ardiri, Libro Marco, Bruno, Tati, Libro Riccardo e Princi. Ospiti che rispondono con Cannata in porta, La Rocca, Insana, Pollicino, Gangemi, Macri, Pipitone, Fugazzotto, Runci, Lupi e Curro. E si parte! Pallone in profondità a cercare Romeo. Romeo mette in mezzo, cross, intercetta Gangemi. Recupera palla Princi, mette in mezzo per Libro che calcia col mancino. Tiro sporcato facile per Cannata. Ardiri, sguardo in avanti, pallone in profondità a cercare Princi. Princi col destro, interviene Cannata che spazza via tra le proteste della squadra di casa. Perde palla Lupi, calcia da lontanissimo Bellamacina. Pallone in out per centimetri. Recupera palla la Nuova Peloro con Bellamacina, poi Libro, dribbling, ancora Libro, si accentra, ce l'ha sul mancino, cerca Princi sulla sinistra, pallone al centro per Tati, la sblocca la Nuova Peloro, grazie al colpo di testa del suo numero 9, Nuova Peloro avanti, 1-0, recupera palla Bellamacina, cercato poi Libro, si accentra, mancino dalla distanza, che non trova lo specchio della porta. Libro sventaglia sulla sinistra dove c'è Romeo che mette giù. Romeo cross al centro per Tati 2-0, ha raddoppiato la Nuova Peloro. Gran cross di Romeo e gol del Tati. Ma attenzione, confusione in campo perché non ha segnato il gol il direttore di gara. Tra le proteste della Nuova Peloro, tutto regolare, cross perfetto, posizione giusta. E infatti il gol viene convalidato, 2-0 Nuova Peloro. Convalidato il gol del Tati. Adesso a protestare il Gescal. Punta l'avversario Princi, mette in mezzo, Cannata, Tati non riesce a centrare lo specchio e termina qui il primo tempo. Nella seconda frazione, cercato centralmente Princi mette giù, tocco sotto, Cannata la fa su in due tempi. Princi cerca in verticale Libro, si chiude l'1-2, ancora Princi per Libro, Princi col destro, Cannata. Princi premia la sovrapposizione di Romeo che va via, ancora Romeo, passaggio per Tati che va col destro, Cannata si supera in corner, gran parata. Punizione Gescal, va a Runci, colpisce la barriera, ancora Runci col sinistro, Taranto, senza problemi. Princi salta secco Fugazzotto, mette in mezzo per Libro, col destro Libro, 3-0, tris della Nuova Peloro, in gol anche Libro che con il destro trova l'angolo giusto. Sbaglia Taranto, ne approfitta De Veci che riapre la partita, errore del portierone della Nuova Peloro che regala il possesso a De Veci a porta sguarnita. Bellamacina porta palla, cerca Princi va dal numero 20 che prova a saltare Cannata. È bravissimo in questo caso il portiere del Real Gescal. Recupera palla la Nuova Peloro, mandato in porta Bellamacina col destro, palo e poi sulla ribattuta non riesce a centrare la porta. Princi per Bellamacina di prima intenzione va da Romeo in mezzo. Finta di Bellamacina, pallone che arriva a Mazzeo ce l'ha sul destro, torna sul mancino, calcia Mazzeo, Cannata. Senza fallo Princi, Bellamacina guarda la porta, ci prova da lontanissimo, palo di Bellamacina, ennesimo palo per il numero 4. Corner, pallone in mezzo, arriva Ardiri che gira ma non riesce a trovare il gol del 4-1, termina qui la sfida, la Nuova Peloro batte Real Gescal 3-1.
Questo è il Sorbello Stadium di Visconti. Questa è la 16ª giornata del campionato di prima categoria Girone D. Questa è Virtus Messina Etna Calcio, padroni di casa in campo con Minissale Trepali, Calabrò, Freni, D'Angelo, Mondello, Portanova, Palmieri, Ferio, De Marco, Arnò, Galletta risponde. L'Etna Calcio con Locastro, Santoro, Muratore, Lopresti, Vecchio, Pagano, Di Marco, Lippo, Salva, Scandurra, Romeo. In campo i padroni di casa per trovare i primi 3 punti del campionato e arrivare a -3 proprio dall'Etna Calcio, che si trova in questo momento in zona play-out. Tutto pronto dunque con le immagini che seguono del primo tempo. Si può cominciare con il possesso dell'Etna Calcio, prima offensiva al 5° minuto per il Pipì d'Arnò che ce l'ha sul destro, calcia in porta, pallone deviato e messo in calcio d'angolo da Lopresti. Dal calcio d'angolo che ne segue alla battuta si presenterà Palmieri che mette dentro il cross teso per un compagno e colpisce il palo sulla respinta, però a porta ormai sguarnita arriva De Marco che mette dentro il gol dell'1-0, vantaggio Virtus Messina dopo 5 minuti. Occasione adesso tra i piedi di Scandurra per l'Etna Calcio direttamente verso la porta, segue il pallone Minissale, pallone che finisce sopra la traversa. Adesso attacca la Virtus Messina con D'Angelo che prova da fuori, pallone di poco a lato, rischia l'Eurogol, in questo caso il numero 8. Adesso calcio di punizione per l'Etna Calcio che mette dentro il cross con i pugni Minissale, poi salvataggio sulla linea, tutto fermo, fallo sul portiere secondo il direttore di gara. Adesso Palmieri gira largo per Galletta, ce l'ha sul destro Galletta, rientra ancora Galletta, lo prova, deve impegnare il portiere Locastro che è bravo a distendersi. Attacca adesso l'Etna Calcio, il pallone in area di rigore, c'è il numero 3 che mette dietro il cross, batti e ribatte, alla fine la conclusione, parata da Minissale e poi il salvataggio sulla linea del difensore della Virtus, alla fine fischiato un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Galletta in area di rigore. Alla battuta si presenta Scandurra contro Minissale. Parte Scandurra con il mancino, para Minissale, poi ancora l'attaccante, si trattava di Di Marco che prova a chiudere ancora Minissale 2 volte a evitare l'1-1. Attacca adesso Scandurra, ce l'ha sul sinistro però Scandurra calcia, tocca Minissale ma non basta, 1-1 ha pareggiato l'Etna Calcio, gol strepitoso da parte di Lorenzo Scandurra. Rivediamo la conclusione da fuori area, bellissima all'angolino. Si può partire con le immagini a seguire il secondo tempo. Palmieri rientra sul sinistro, ancora Palmieri fino in fondo, viene messo giù in questo contatto, si guadagna il calcio di rigore per la Virtus Messina. Dunque finora un rigore per parte, alla battuta si presenterà lo stesso Palmieri. Parte Palmieri con il mancino, incrocia, forse troppo, pallone che finisce di poco a lato, spreca l'opportunità del vantaggio, in questo caso il numero 7. Adesso ci prova ancora la Virtus Messina con De Marco che calcia, pallone deviato, alla fine tra i piedi di Palmieri che si riscatta, e 2-1 per la Virtus Messina, tiro a incrociare con il destro, bellissima la conclusione, 2-1. Si è riscattato il numero 7 della Virtus Messina, di nuovo avanti. Adesso ancora Virtus che si propone con Arnò, il Pipita, Arnò ce l'ha sul mancino e calcia, si distende Locastro e mette in calcio d'angolo il possibile 3-1. Adesso calcio di punizione per l'Etna Calcio dalla sinistra, pallone messo sul secondo palo, arriva allo stacco da parte di Di Marco che spreca e mette alto sopra la traversa quest'incornata. Adesso Scandurra su calcio di punizione dalla destra con il mancino, mette sul secondo palo, lo stacco di testa finisce poco al lato, ma è tutto fermo per posizione di offside chiamata dal direttore di gara. Rivediamo la presunta posizione di fuorigioco. Adesso Palmieri lascia a Passari, ce l'ha sul destro Passari, serve De Marco che può calciare, perde l'attimo, poi la ritrova all'86esimo, chiude la partita De Marco, doppietta personale, 3-1 per la Virtus Messina. Adesso Passari fino in fondo, strepitoso Passari, ancora in area di rigore, può calciare fino in fondo Passari, la risposta di Locastro che mette in calcio d'angolo il pallone. L'ultima azione finisce tra le mani di Minissale, prima vittoria in campionato per la Virtus Messina che sale a quota 4 punti a -3 dall'Etna Calcio, penultima in classifica. Virtus Messina che adesso proverà il tutto per riacciuffare
questo campionato per riacciuffare la salvezza. È una buona squadra, non me la classifica che occupa in questo momento. Io l'ho detto in settimana ai ragazzi che era una partita molto complicata, loro lo sapevano, ma ogni settimana questi ragazzi mi emozionano sempre di più perché stanno facendo qualcosa di veramente straordinario, ma ve lo dico veramente straordinario. Siamo in tema con la società che voleva una salvezza tranquilla. Credo che oggi la salvezza l'abbiamo acquisita qualche giornata fa, adesso piano piano ci guardiamo avanti, vediamo dove possiamo arrivare. Intanto ringrazio il mister per la possibilità che dà a tutti quanti di giocare, e la partita si è rivelata molto complicata, soprattutto nella parte finale. Loro sono stati molto aggressivi, ci hanno creduto, ci hanno anche leggermente messo in difficoltà, però siamo stati in grado di riuscire a rispondere alle loro offensive. Penso che abbiamo creato tanto anche oggi, come sabato scorso abbiamo creato tanto. Io non voglio dire cose, però sappiamo che abbiamo anche per onor di cronaca il miglior attacco del campionato, e quindi penso che la squadra d'oggi risponde sempre presente in ogni partita. Sì, siamo un grande gruppo, sia a livello tecnico che proprio siamo una famiglia, la possiamo definire. Siamo molto affiatati, stiamo bene insieme e poi i risultati si vedono anche in campo. Raggiungendo l'obiettivo della salvezza qualche giornata di anticipo, adesso è giusto puntare nella zona più alta della classifica. È chiaro che è un obiettivo alla volta. È sicuramente un campionato molto stimolante, con non solo le prime squadre, ma tutte quante danno filo da torcere, anche quelle che magari possono sembrare più in basso in classifica, ma ogni partita si rivela sempre ostica e ci dobbiamo impegnare sempre per affrontarla.
Con il rullo riguardante le immagini del campionato di prima categoria chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo chiaramente mercoledì prossimo alle 15:30, sempre qui sul canale 19 di TVM Palermo per continuare a parlare di calcio dilettantistico. Mercoledì si ritorna in campo in Serie D ma anche nel campionato di eccellenza, mentre invece il campionato di promozione avrà 2 turni di riposo a partire appunto dalla prossima settimana. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a tra 7 giorni.